E per me se posso entrare. Uno non deve parlare un ragione su quello di Roma 33. C'è un arcangelo Bottiglia, il marito di mia moglie, che ha lasciato la famiglia, ora abita così. Da 3 mesi ce la vedo un po' troppo per ragioni. Me la date se che una mezz'ora pure a me. E voi dovete ragionare, se mia moglie è a metà, ma la vita no. Se dividiamo un po', scusate, mezzo bolla sta voi, e mezzo bolla sta me. Io ho mangiato tutta la carne, voi rimanete sulle penne a me. Questo non si fa, ragioniere, voi dovete ragionare. Ragioniere subito. Pensateci. Per la pace della mia famiglia la vado, scusate, a bottiglia. Io lo so, mia moglie è buona e simpatica e c'è una delle cule di prima qualità. No, una bocca seducente, un seno esuberante che mi pare un respingente. E voi non sapete meglio. Perciò, cara signore, non mi avete rifiutato. Ve lo giuro sul mio onore che va a faccia ritornare. Ragioniere. Voi dovete ragionare. Se mia moglie è a metà, ma la vita là, se dividiamo un porco, scusate, mezzo porco a voi, mezzo porco a me. Vi squadra tutta, un sogno, voi rimanete su là. Ancora a me. Ragioniere, voi dovete ragionare. Se dividiamo un po', scusate, ragioniere, mezzo buo a voi, mezzo buo a me. Voi può mangiare tutta la carne, voi rimanete sulle corna a me. Ragioniere, questo non si fa. Ragioniere, voi dovete ragionare. Avete capito? Dovete ragionare.